Devono tirare avanti in qualsiasi modo, arrangiarsi veramente. Da qui, in Italia, nel Veneto, il suo pensiero è costante, le telefonate quotidiane non si contano. Tutta la sua famiglia sta vivendo, di ora in ora, il dramma di un paese sull'orlo del fallimento. Maria vive e lavora da 30 anni nel veneziano, fa la custode di alcuni appartamenti estivi a Jesolo, ma il sole di questi giorni non cancella le nubi che arrivano dalla sua terra, la Grecia. Si è creato un po' di panico questi giorni, quindi tutti sono corsi a prendere i soldi, anche i miei. E da oggi si prende solo 60 euro per ognuno perché cercano insomma, di evitare questo svuotamento. Stipendi ridotti, blocco della liquidità e un'austerity insostenibili. La pensione di mia mamma che è 600 euro, adesso vogliono abbassarla con le nuove misure che propone l'Europa a 300 perché è un Stato dei Balcani, deve diventare una pensione come i Balcani, ma noi facciamo parte dell'Europa, cioè tutto il resto, i prezzi, le tasse, tutto è adeguato ai prezzi europei. Di giorno in giorno in attesa delle novità, la trattativa estenuante tra il premier Tsipras e l'Unione Europea. I suoi genitori e i suoi fratelli vivono aspettando. Sono stanchi, veramente. Quindi anche per questo referendum che adesso ci sarà, credo che tutti dicono che vincerà il no. Un referendum che la Troika europea vuole sia messo nero su bianco, un voto che nasconde il vero interrogativo, uscire o meno dall'euro. Intanto la famiglia è rosa dal dubbio. Vogliono stare là, insomma, stare in Grecia finché si può, cercare di tirare su il paese. Però le misure sono veramente insostenibili, cioè, sono ridotti, cioè è umiliante. E questa umiliazione li potrebbe spingere a scappare, come stanno già facendo in tanti, magari proprio qui in Italia, dove le condizioni non sono certo migliori, ma dove forse, almeno, Maria potrebbe averli vicino, dar loro una mano, anche solo abbracciarli.